classicissima. Vediamo il terzetto che ha affrontato a grande velocità, c'è una caduta, cade il terzetto di testa, brutta caduta del terzetto. Vediamo che un corridore si è rialzato, però non riuscì, il campione francese che però gli lascia il passo. Ecco Maurizio Fondriest che si volta. Sono gli ultimi emozionanti metri della 79esima edizione della Milano-Sanremo. Ecco Fondriest che controlla il francese. E qui forse Fignon è da molto esperto, fa passare davanti Fondriest. Ecco che Fondriest controlla ancora alle spalle. Fignon è molto attento, si alza di nuovo sui pedali Maurizio Fondriest. Siamo vicinissimi al traguardo, parte il corridore dell'Alfa-Lum Legnano, ma scatta con decisione anche Laurent Fignon che supera Maurizio Fondriest. È in vantaggio Laurent Fignon, bellissima questa volata. Fignon ce la fa passare Maurizio Fondriest e si aggiudica la 79esima edizione della Milano-Sanremo. Ecco per il terzo posto Tunis, poi vediamo Roscioli, quindi Kelly, poi Adri van der Poel e tutti gli altri corridori che facevano parte di questo pelotoncino. Ecco Van der Arden che supera questo gruppo, Van der Arden che aveva fatto comandare dai suoi uomini